Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Pioggia e vento forte hanno causato diversi problemi sia a Udine che a Pordenone. I vigili del fuoco sono intervenuti per caduta alberi a Susans, vicino al cimitero, e a San Tommaso di Maiano. Piante schiantate anche a Forgaria, nel Friuli e a Trepoggrande. Allagamenti di scantinati a Cervignano e Lignano, sono intervenuti i pompieri di San Daniele, Lignano e Gemona. È tornata anche la neve sulle montagne, interventi per caduta alberi, poi nel Friuli occidentale, a Tramonti e Maniago, 2 interventi per allagamenti a Pordenone. I vigili del fuoco hanno tagliato questa mattina un albero caduto davanti a un passo carraio a Spilimbergo perché ostruiva l'accesso a un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. A Trieste sono state registrate raffiche di bora fino a 100 km/h. Dopo settimane in zona rossa, diversi saloni di parrucchieri e centri estetici hanno aperto ieri, da oggi riapriranno tutti. C'è voglia di normalità, ha dichiarato Loredana Ponta, presidente di Confartigianato del settore benessere, che attraverso una lettera ai sindaci ha chiesto di ampliare gli orari d'apertura anche le domeniche e nei giorni festivi. Una boccata d'ossigeno per un settore molto colpito che ha visto una perdita di fatturato media del 28% per i parrucchieri e del 30% delle estetiste. Riaprono i saloni e le agende sono già piene di appuntamenti. Abbiamo mandato una lettera a tutti i 250 sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia per avere una deroga sulle aperture. Abbiamo potuto aprire lunedì. Abbiamo delle deroghe fino a 13 ore al giorno, dai, ce la faremo, è un'opportunità. Faremo questo perché dobbiamo contingentare gli ingressi, perciò 2 a testa, questo 2 a testa, arieggiare, igienizzare, dalle maniglie alle poltrone, lo facevamo prima di adesso, ma adesso siamo diventati addirittura maniacali di questa igiene e di questa sicurezza che noi vogliamo dare. Diciamo che le clienti non hanno assolutamente paura, proprio ho sentito anche i miei colleghi, e sono felicissime perché il parrucchiere è l'isola felice. Infatti una mia cliente dice sempre: toglietemi tutto ma non il parrucchiere, assolutamente. Nuovo centro vaccini a Gonars sarà attivo a casa Gandin per le persone fragili e vulnerabili ed entrerà in funzione alla fine della settimana per la comunità della Bassa Friulana. Il centro Gandin di Gonars si trasforma provvisoriamente per tutta la durata dell'emergenza Covid in punto di riferimento per la vaccinazione di persone fragili e vulnerabili. Abbiamo cercato di fare diventare questo centro il punto di riferimento per i vaccini della Bassa Friulana, ma dopo numerosi incontri con l'azienda sanitaria, a causa delle dimensioni non idonee a contenere oltre 1000 persone giornaliere, abbiamo optato per renderlo funzionale e disponibile ad accogliere le persone vulnerabili, spiega il sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo. Abbiamo messo a disposizione una struttura chiusa da circa un anno causa Covid, dando un servizio fondamentale per la comunità della Bassa, aggiunge l'assessore comunale alla sanità Daniela Savolet. Ringrazio per aver accolto le nostre richieste il vicegovernatore Riccardo Riccardi, prosegue il sindaco. La struttura sarà data in concessione a uso gratuito all'azienda sanitaria, mantenendo a nostro carico tutti i servizi. Per la cronaca, un uomo di 30 anni che deve scontare una pena di 5 mesi per aver distrutto l'auto dell'ex compagno è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Aurisina a Monfalcone. L'uomo ubriaco aveva distrutto l'auto dell'ex compagna squarciando i pneumatici con un coltello e sfondando i vetri a colpi di piccone. Per placarlo erano intervenute le forze dell'ordine. Dopo la condanna, la procura di Gorizia ha emesso a suo carico un ordine di carcerazione a regime domiciliare che l'uomo, originario di Monfalcone, sconterà nella sua abitazione nel comune di Duino, Aurisina. Ed ora andiamo a Erto, campane mute di notte, scoppia la rivolta dei parrocchiani che hanno scritto al vescovo per chiedere di ridare voce al campanile, simbolo della comunità. La segnalazione per il rispetto della quiete nelle ore notturne era partita da un turista e fatta propria da una struttura ricettiva del paese.
Le campane di Erto di notte da più di un mese non suonano più. Davano fastidio ai turisti che alloggiavano nelle strutture ricettive e così una di queste ha fatto partire una segnalazione per il rispetto della quiete notturna, appellandosi alla legge. Anche l'Ave Maria è stata spostata dalle 6 alle 7 del mattino, solo che i rintocchi del campanile della chiesa di San Bartolomeo accompagnano da sempre la vita degli ertani, che rivogliono lo scandire del tempo e per questo hanno scritto una lettera al vescovo della diocesi di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini. A firmarla sono stati praticamente tutti, più di 200 persone, tra i quali il sindaco Antonio Carrara, anche lui colpito dal mutismo imposto alle campane, pur consapevole del rispetto della legge. Nella lettera i parrocchiani si rivolgono al vescovo chiedendo di provare a risolvere la situazione. 2 sono i simboli che rappresentano l'identità di Erto, scrivono nel documento, e quindi gli ertani nello stemma comunale: il monte Toc con lo sfregio della frana e il campanile. Il monito della frana del Toc ci ricorda che quel che è successo nel 1963 è indelebile, è una cicatrice che il paese porta sul viso, ma anche che è proprio da quella sciagura che gli ertani hanno compreso quanto fosse forte l'amore e l'attaccamento per il proprio paese. Le campane vanno avanti assieme al bramito dei cervi, al suono delle motoseghe dei rasaerba, agli spari dei cacciatori, al canto dei galli, agli schiamazzi dei nostri bambini nel cortile della scuola, al canto del cuculo, fino al rumore delle slavine e del vaionti in piena, sono la colonna sonora che scandisce le nostre giornate e le nostre notti. Questi suoni ci rappresentano, conclude la lettera. I parrocchiani inoltre si stringono anche attorno a Don Eugenio, che sta cercando anche lui di provare a trovare una soluzione al problema. Torneranno le campane di Erto a suonare di notte? È quello che gli ertani si augurano. Ed ora andiamo a Udine. Questa mattina una delegazione del Comitato per il No al centro rifiuti nel quartiere di Giusto ha consegnato formalmente al protocollo del Comune la petizione corredata dalle firme di 1311 cittadini che l'hanno sottoscritta. Sentiamo Stefano Salmè, consigliere di quartiere Udine Est di Giusto e proponente della petizione. Abbiamo raccolto la sottoscrizione di 1311 cittadini del quartiere di Giusto e di Udine Est. Siamo molto contenti che i cittadini abbiano voluto dire no all'ipotesi di realizzare un centro rifiuti in via Zilli, in strada comunale, quindi su un terreno comunale verde, lungo una ciclabile, vicino ad un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico, a poche decine di metri dai condomini di via Zilli e da una casa. Quindi noi siamo molto contenti di questo. Adesso il prossimo passo sarà quello di unire il nostro comitato del quartiere di Giusto con quello che a suo tempo si batté contro la realizzazione del centro rifiuti in viale Forze Armate. Insieme poi proporremo un progetto, faremo delle proposte all'amministrazione comunale che quindi passeremo dalla protesta alla proposta. Casari in trasferta per mantenere attiva la produzione del caseificio Arte Latte SRL di Ovaro dopo il disastroso incendio che ha completamente distrutto i laboratori. Entro l'estate una parte del caseificio sarà ristrutturato, il danno sfiora il €1.000.000. Sarà ripristinata entro la prossima estate una parte del caseificio di Ovaro distrutto da un violento incendio il 1° gennaio scorso. Il rogo era divampato durante i lavori di realizzazione di un ampliamento della struttura casearia di Arte Latte SRL, più nota per il marchio Latteria di Ovaro Alta Carmia. Nonostante il danno che sfiora il €1.000.000, i soci si sono subito dati da fare e hanno trasferito la lavorazione in altri caseifici, tra cui in primis quello vicino di Enemonzo. Il latte, spiega Marco Pezzetta, presidente e legale rappresentante della SRL, viene lavorato quindi in altri laboratori, però sempre dai nostri casari che vanno di fatto in trasferta, in modo tale che il prodotto rimanga sempre lo stesso. In attesa della ristrutturazione della parte vecchia, 5 nostri collaboratori sono in cassa integrazione. Non ci siamo fermati e continueremo a produrre in conto lavorazione. Per quanto riguarda invece l'ampliamento del nuovo lotto, procederemo con ogni probabilità nel 2022. Una nuova immagine per l'edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata. Si tratta di un passo importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro impegno, spiega il presidente Roberto Corciulo. Il Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale allo
nello tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall'immagine. L'iconografia scelta per la 30ª edizione infatti segna un cambio di passo con quelle precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica. L'immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola eredi, spiega il direttore artistico Giacomo Pedini, non qualcosa di statico, non un punto di arrivo, ma l'anello di una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si fermano. Su questa idea lo Studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in carta dipinta ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali. Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza, sottolinea Pedini, volevamo un'immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest. E il mondo dello sport, degli sport invernali regionale è in lutto per la scomparsa a 70 anni di Mariano Malfitana, baluardo dello sci di fondo, aveva contratto il Covid. A esprimere profonda tristezza annunciando la notizia è stato anche Renzo Zanetti, sindaco di Tarvisio, comunità nella quale Malfitana lascia un grande vuoto. Vi era arrivato dalla Sicilia come finanziere, a Tarvisio è sempre rimasto impiegato in numerose attività legate allo sport, tante anche le manifestazioni organizzate, una su tutte la Maratona dell'Etna, che univa le due terre che ha tanto amato. Attivo anche nel mondo della corsa in montagna, con la Mario Tosi organizzava la staffetta dell'Ussari. Come ricorda il Comitato regionale della FISI, Malfitana è stato responsabile del fondo all'Universiadi 2003 di Tarvisio, negli ultimi anni aveva dato il suo prezioso contributo allo Ski College Beckman e al comitato stesso, del quale è stato un punto di riferimento anche in questa stagione, che l'ha visto fra l'altro tra i principali promotori del campionato italiano allievi di Tarvisio, svoltosi a metà marzo. Tantissimi i ragazzi che sono cresciuti e stavano crescendo con lui, nei quali con la sua passione lascia un segno indelebile. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea e poi alle 16:30 ritornerà in diretta il nostro telegiornale. Buona giornata.